giorno in una casa in via Postumi a Ponzano, vittime due anziane a 77-82 anni che si sono trovate faccia a faccia con il ladro. Il giovane ha strappato la catenina al collo dell'anziano spingendolo a terra. La zona rossa in stazione a Treviso, scattati i primi provvedimenti, 5 ordini di allontanamento firmati dal questore in una settimana. E dopo una settimana di polemiche nel centrodestra, proprio sulla zona rossa interviene il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Borgia. Con gli alleati cerchiamo unità, ma nessuno ci può zittire. In quartiere del Piave, 12 anni adescata mentre va a scuola. Se mi mandi foto intime e ti ricarico il telefono, a processo un nonno vigile 70enne. Autostrade, giornata nera in A4 al traffico da Bollino Rosso. Si sono aggiunti gli incendi di 2 mezzi pesanti. Chiuso fino a domani mattina lo svincolo di Sostino per chi proviene da Trieste. Al via da questa mattina i lavori per eliminare semaforo e passaggio pedonale davanti all'aeroporto Canova, un cantiere che durerà fino a fine mese per migliorare il traffico lungo la Nualese. Ha superato le 15.000 firme la petizione per intitolare alla castellana Tina Anselmi, primo ministro donna promotrice del sistema sanitario pubblico, il nuovo ospedale di Padova. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli, nel primo piano però il nostro sondaggio. Si parla di zone rosse, il dibattito si infiamma in tutte le città del Veneto tra chi sostiene la loro utilità e chi parla di mera propaganda. A Treviso si registrano tensioni a 1000 tra alleati nella centrodestra per l'istituzione di nuove zone rosse, mentre a Vicenza il sindaco chiede espulsioni più facili, fibrillazioni continue anche a Padova e Mestre. Dunque noi vi chiediamo, lo vedete, zone rosse, strumenti utili o propaganda? Se volete rispondere misure utili, in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere propaganda, in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque la cronaca ora, rapina in pieno giorno in una casa in via Postumi a Ponzano, vittime 2 anziani di 77 e 82 anni che si sono trovati faccia a faccia con il ladro. Il giovane, prima di darsela a gambe, ha strappato la catenina al collo dell'anziano spingendolo a terra. Prendo la porta della camera dei suoceri e mi ho trovato aperto e mi ho trovato questa persona davanti. Mi ho detto: cosa ha fatto qua? Ho sbagliato a casa? No, ho detto: ti sei un ladro. Un ragazzo giovane sulla ventina si è rivolto alla signora in dialetto: ho sbagliato casa. Le urla dell'anziana per farlo andare via il marito Giuseppe, che la raggiunge, ma il giovane è veloce, già sulle scale, verso l'uscita della casa di via Postumia a Merlengo di Ponzano Veneto. L'irruzione in pieno giorno, intorno alle 15:30. Sono venuta, ho fatto tutto il giro, sono venuta qua, c'era mio marito sul divano che dormiva. E io avevo detto: vado un attimo di sopra e dopo. E sono arrivata alla porta, ho sentito un gran botto. Io stavo dormendo là, non ho sentito niente. Ho sentito un rumore sopra. Beppi mi chiama, c'è qualcuno, vado a vedere di sopra sulle stanze, il bagno, il granaio, tutti i balconi a copo. Ho detto: per me non c'è nessuno. No, mia moglie fa: c'è qualcuno. Era nascosto dietro la porta. Se l'ha trovato proprio davanti. L'indomani della rapina i 2 coniugi di 77 e 82 anni sono ancora provati e sotto shock. Il giovane durante la rapina prima ha strattonato l'anziano, strappato il suo girocollo d'oro e lasciato poi cadere a terra. Mi ha dato un strettone qua, mi ha tolto il girocollo che avevo, è scappato a piedi per la strada per là il bastone. Mi ha fatto male qua e stanotte ho dovuto andare al pronto soccorso. Cosa pensa? Maledetti. Come sta lei adesso? Beh, adesso non ho tanti problemi. Dura la presa di posizione del sindaco di Ponzano Antonello Baseggio, che nella mattinata ha portato la sua vicinanza ai coniugi colpiti e all'anziano ferito. Ferma condanna a ladri e aggressori, manca anche la dignità di essere ladro, dice, e chiede che al ministro vengano riviste le condanne.
Io credo che a Roma, presso il Ministero, qualcuno si debba accorgere di quello che sta succedendo, perché Treviso non è più un'oasi felice, nel senso che stiamo bene rispetto ad altre parti d'Italia sicuramente, ma serve una maggiore presenza del territorio. Adesso so che a Treviso le cose stanno migliorando con il discorso della zona rossa, ma non possiamo far diventare qualsiasi paese, qualsiasi via zona rossa. Non più un'isola felice, Treviso e la sua provincia devono adeguarsi ai tempi che corrono e a correre ai ripari devono essere le amministrazioni, ma soprattutto devono arrivare segnali importanti da Roma. È perentorio il sindaco di Ponzano dopo la rapina avvenuta ai 2 anziani in pieno giorno. Inaccettabile la violenza. Questo non è il sistema che funziona, c'è qualcosa che non va e qualcuno deve porvi rimedio. Il fatto di essere violati nella propria casa, nella propria intimità, nella propria sicurezza, ma poi oltretutto quando un ladro viene scoperto uno dovrebbe, ahimè, nelle brutte cose capire che è andata male, andare via, invece prendersela con i più deboli, spingere a terra una persona che sia anziana o giovane poco importa, e strappare anche la collana dal corpo è un gesto di ulteriore violenza. Io penso che manchi anche la dignità di essere ladro. Ponzano, che solo un paio di settimane fa era stata protagonista di uno scippo feroce. Alle resistenze della signora i 2 ladri in motorino l'avevano aggredita, picchiandole e procurandole diverse ferite al volto. Credo che questa società ormai abbia seri problemi di controllo del territorio e di educazione. Sono passati pochi giorni da quell'avvenimento brutto che abbiamo subito, questo è un altro. Io mi auguro che anche le forze dell'ordine prendano maggiore possesso della situazione. È vero che fanno quello che possono, sono anche in pochi, ahimè l'estate si avvicina, è un maggiore aggravante. A Treviso sono scattati intanto i primi provvedimenti di allontanamento dal quadrante di Via Roma, zona rossa, dallo scorso 26 maggio. 5 provvedimenti di allontanamento dal quadrante di Via Roma, zona rossa, dal lunedì scorso, scattati nel fine settimana e controlli straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio nel centro cittadino. 500 persone identificate, tra cui 150 minori. Quella della zona rossa è uno strumento aggiuntivo che diamo in mano alle forze dell'ordine per allontanare dei soggetti specifici che hanno dei precedenti penali. Quindi ringrazio le forze dell'ordine. Ricordo che anche al di fuori della zona rossa continua il presidio da parte delle forze dell'ordine, che sta facendo un lavoro davvero importante, coadiuvati anche dalle polizie locali. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni cittadini che hanno segnalato schiamazzi, musica alta e giovani che molestavano i passanti. Fermati 2 cittadini stranieri di 29 e 28 anni, per loro è scattato l'ordine di allontanamento. Non potranno più far rientro in quest'area per 40 giorni. Stessa sorte per un giovane 21enne italiano, tutti e 3 con precedenti di polizia. Ed ancora in Riviera Santa Margherita è stato controllato un altro ragazzo straniero di 19 anni con precedenti in materia di stupefacenti. Il giovane ha provato a deludere il controllo ma è stato immediatamente intercettato, identificato e sottoposto al provvedimento di allontanamento. Infine gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino egiziano di 23 anni con precedenti alle spalle che nel corso della sua identificazione ha opposto resistenza nei confronti degli operatori spingendoli con violenza. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish ed è stato arrestato, ed anche nei suoi confronti è stato disposto l'ordine di allontanamento dal quadrante di Via Roma. Infine sono stati sanzionati in via amministrativa perché sorpresi con alcuni grammi di hashish 2 cittadini stranieri. Non solo, ma sono stati rinvenuti dall'unità cinofila della polizia locale in una fioriera 5 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato, uno strumento, quello della zona rossa, che ha aumentato la percezione di sicurezza. Abbiamo ottenuto questo effetto di invertire la percezione di sicurezza, quindi un esperimento ben riuscito sotto tutti i punti di vista, sia della sicurezza reale, che però è garantita grazie alla presenza delle forze dell'ordine, sia quella percepita, perché insomma il segnale che mi arriva dai cittadini è quello di una sensazione di maggiore sicurezza. Quindi andiamo avanti così. A breve la verifica di maggioranza chiesta dal sindaco Mario Conte dopo una settimana di polemica all'interno del centrodestra proprio sulla zona rossa. Oggi interviene il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia. Cerco l'unità del centrodestra, ma nessuno ci può zittire sulle nostre proposte politiche. Cerco di costruire ponti, è ovvio però che io devo
come dire, fare gli interessi di Fratelli d'Italia, delle proposte politiche di Fratelli d'Italia e soprattutto devo, come dire, difendere l'onorabilità delle proposte dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. A ore la verifica di maggioranza chiesta dal sindaco di Treviso Mario Conte con gli alleati di Fratelli d'Italia dopo una settimana di attacchi incrociati sulla zona rossa partiti dalle affermazioni del consigliere Davide Acampora, che ha chiesto di estenderla e cambiarle nome, e la discussione ora sale a livello provinciale dei partiti. Nei prossimi giorni ci incontreremo con il sindaco, ho chiesto anche al segretario provinciale della Lega Coin di essere presente, perché se si tratta, come dice appunto il sindaco, di verifica di maggioranza è necessario che ci siano gli organi politici del territorio e capiremo, ascolterò, valuteremo e faremo presente in questi 2 anni cosa per noi insomma è successo e soprattutto quali sono le criticità. Il presidente dei meloniani confida di ricucire gli strappi interni al centrodestra, ma mette i puntini sulle i e con le regionali all'orizzonte non è disposto a cedere su un tema bandiera come quello della sicurezza. Il tema della sicurezza fa parte del DNA della destra non solo trevigiana ma della destra nazionale, per cui chi è cresciuto come me nelle file della destra sa benissimo che questo per noi è un tema centrale, ma questa non è lesa maestà nei confronti di nessuno, sono proposte che noi facciamo, dopodiché possono essere accolte come meno, ma non vogliono essere in contrasto con qualcuno. È ovvio che Fratelli d'Italia non si potrà zittire, questo non accadrà mai. Siamo il primo partito in Italia, in regione e nella provincia di Treviso, per cui vogliamo dire la nostra, è ovvio che, come dire, cerchiamo di farlo nel modo più consono, cercando di lavorare insieme. E sulla verifica di maggioranza chiesta dal sindaco Conte interviene anche il Partito Democratico. A Treviso la maggioranza nei fatti non esiste più, le verifiche sono inutili, scrive in una nota il capogruppo Stefano Pelloni. Treviso ha bisogno urgente di idee forti e chiare per rilanciare il centro storico, oggi sempre meno attrattivo per residenti e turisti, continua il Dem, e le cosiddette zone rosse si limitano a spostare i problemi senza risolverli. Il problema sicurezza esiste, non può essere nascosto come tenta di fare il sindaco Conte. Dall'altra parte non è accettabile che di fronte a questo quadro Fratelli d'Italia utilizzi questo problema solo per la campagna elettorale, per le regionali, pensando più alle poltrone che ai problemi dei cittadini. Questi problemi sono così complessi che non possono essere affrontati da una maggioranza litigiosa e divisa su tutto, conclude Pelloni. Serve chiarezza e una visione condivisa sul futuro della città. E ancora a cronaca, il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto da alcuni passanti questa mattina ad Asolo. Dramma ad Asolo, dove il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto sul ponticello di ferro lungo il sentiero degli Ezzelini, a ridosso della provinciale 248 che colleghi i comuni di Fonte e Asolo. A fare la macabra scoperta alcune persone a passeggio lungo la ciclo pedonale. Immediato l'allarme, sul posto l'ambulanza del SUEM 118 da Castelfranco, carabinieri e vigili del fuoco. Una scena terribile sotto gli occhi di centinaia di passanti in transito lungo la trafficatissima arteria. Recuperato il corpo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche i 2 sindaci dei confinanti Fonte e Asolo sono subito giunti per cercare di capire cosa fosse successo. Molto scosso il primo cittadino asolano, Franco Dalla Rosa, che ben conosce la famiglia del giovane, già toccata neanche un anno fa da un altro tremendo lutto. A loro ha dimostrato tutta la vicinanza e la condivisione di un dolore inimmaginabile da parte dell'intera comunità. Non è solo un dramma, è qualcosa di inaccettabile per dei genitori, e per una comunità è qualcosa di drammatico e fondamentalmente non facile da sopportare. Insomma. Siamo molto vicini alla famiglia perché in questi momenti sta vivendo qualcosa di incredibilmente, di un dolore immenso, e come comunità vogliamo essere vicini e se possibile dare un aiuto morale almeno.
Verranno celebrati venerdì 6 giugno alle 11 nella chiesa arcipetrale di Roncade i funerali di Angelo Pavanetto, il tabaccaio 60enne di Roncade è morto domenica sera schiacciato dal trattorino sul quale stava tagliando l'erba sull'argine del Musestra, il confine con la sua proprietà. La notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio in paese dove Pavanetto era conosciutissimo, da anni gestiva la tabaccheria di Via Roma, prima aveva gestito con i genitori una storica trattoria in centro a Roncade. Tutti lo ricordano come una bravissima persona, gentile e sempre disponibile per gli altri, e forse proprio per questo i familiari hanno deciso che eventuali offerte saranno devolute alla scuola materna parrocchiale Asilo Vittoria del paese. Giovedì sera alle 20 in chiesa Roncade verrà recitato il rosario. Angelo Pavanetto lascia le sorelle Adele e Giovanna e il fratello Andrea, 3 nipoti e 2 pronipoti. Ed ancora cronaca, 12enne adescata mentre va a scuola, a processo un nonno vigile. I fatti sono accaduti nel 2022. La ragazzina 12 anni arrivava a scuola con la corriera, poi attraversava la strada con l'aiuto di un nonno vigile. Fin qua nulla di strano, fino a quando l'uomo, 70 anni, ha iniziato ad importunarla. L'ha fermato e le ha chiesto di inviargli delle foto, in cambio lui le avrebbe fatto delle ricariche per il cellulare. Così la giovane vittima ha pensato di accettare, ma ha inviato all'uomo foto prese da internet. Così è andata avanti per qualche tempo, ma poi l'anziano ha iniziato a pressarla ed è diventato insistente, tanto che la 12enne, all'epoca dei fatti, ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La vicenda è accaduta in zona pedemontana nel 2022. La famiglia ha subito presentato denuncia ai carabinieri. Il nonno vigile è stato indagato per adescamento di minore. L'uomo interrogato avrebbe negato tutto, ma a testimoniare questa terribile storia i messaggi nei cellulari. L'udienza è stata rinviata per un difetto di notifica all'imputato al prossimo mese di novembre. Luciano Paro, 76 anni, era stato investito mentre era in sella alla sua bici. La tragedia era avvenuta lo scorso 8 maggio del 2021 in via Podgora a Treviso. A processo 4 cittadini kosovari, il 37enne Leonard Gashi, che sarebbe stato alla guida dell'auto, il 27enne Bardil Gashi, il 35enne Valmir Gashi, in carcere perché condannato in primo grado per l'omicidio avvenuto a Fiera, e il 38enne Bedri Yacupi. Sono accusati a vario titolo di omicidio stradale, favoreggiamento e per aver dato fuoco al veicolo responsabile dell'investimento. Il processo è stato aggiornato al prossimo 17 giugno. L'anziano era stato colpito con lo specchietto dell'auto che arrivava a forte velocità finendo a terra. La macchina si era poi allontanata senza prestare soccorso. Il 76enne al momento di salire in ambulanza era stato colpito da un attacco cardiaco che l'ha portato alla morte. Giorgio Denardi salva un giovane a Jesolo tuffandosi in mare, ferito e amareggiato per l'indifferenza e la ramanzina del bagnino. Ero sostanzialmente alla foce del Sile di fronte al faro e ho visto un ragazzo che era in difficoltà, che chiedeva aiuto. Però è stato sottovalutato il pericolo, quindi nessuno si muoveva. Alla fine, per fortuna, una persona è andata a chiamare un bagnino, che però lì è una zona non presidiata dai bagnini, quindi lontana, perché è proibito fare il bagno. E questa persona, questo ragazzo, era sempre più in difficoltà, si avvicinava agli scogli, c'era questa onda molto forte, per cui mi sono avvicinato, ho cercato di dargli una mano e tra l'altro anche il brevetto di bagnino, per cui mi sono sentito in dovere di intervenire. Ha passato una domenica sicuramente diversa da quella che si era immaginato il consigliere comunale Giorgio Denardi, titolare di Atton e capogruppo dell'opposizione, che non ha esitato a tuffarsi tra le onde per salvare un ragazzo ventenne che stava letteralmente affogando davanti ai suoi occhi, senza che nessuno dei presenti facesse nulla. Erano circa le 16 quando davanti al faro ha visto un giovane già coperto di ferite e sangue che si agitava in acqua per chiedere aiuto. Forte del suo brevetto di bagnino, Denardi è intervenuto tuffandosi in acqua nonostante il mare scagliasse entrambi contro gli scogli. Però il mare era veramente impegnativo, per cui mi ha preso, mi ha sbattuto sugli scogli anche me e poi sono riuscito a aiutarlo e a farlo salire sulla diga. La cosa che mi ha impressionato è che prima, durante e dopo nessuno si è scomposto, quindi c'erano parecchie persone, la gente continuava a pescare, continuava a fare gli affari suoi e
io sono rimasto veramente sorpreso da questa indifferenza. E nonostante il salvataggio, la fatica di riportare a riva il ragazzo, le ferite a piedi e gambe, è arrivata anche la beffa finale, ovvero la reprimenda del bagnino che è giunto per ammonire Denardi, ricordandogli che quello non era un luogo adatto alla balneazione. Il ragazzo, completamente insanguinato, è stato poi trasportato al pronto soccorso, ma anche Denardi ha rimediato numerose ferite. Ho i piedi e le gambe tagliate, quindi sto cercando di medicarmi, ma insomma questo è niente rispetto al rischio che ci poteva essere. Nessun atto di eroismo, rimarca Giorgio Denardi, ma il monito è di stare attenti al mare e di non girarsi dall'altra parte se qualcuno chiede aiuto. Quando l'onda ti prende lì la cosa veramente fa paura, però insomma penso di aver fatto il minimo del dovere che qualsiasi cittadino in buona salute e con una capacità di nuotare insomma possa e debba fare. E la cosa che mi ha stupito appunto è che molti sono rimasti lì semplicemente a guardare o addirittura girandosi dall'altra parte. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio, parliamo ora di caos e disagi sulle autostrade del Veneto, dove il rientro dal lungo ponte estivo è stato particolarmente complicato anche nella giornata di oggi, sostenuto il traffico soprattutto di mezzi pesanti. In particolare un grosso incendio si è sviluppato all'alba all'uscita della 4 a San Stino di Livenza, dove un auto articolato ha preso fuoco fortunatamente senza aver coinvolto persone ed altri mezzi. Lo stesso autista del mezzo è uscito indenne dall'abitacolo. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Porto Gruaro e Motta di Livenza, che hanno operato con 2 autopompe e 2 autobotti per domare le fiamme e contenere i danni. Per consentire i lavori di sistemazione, l'uscita per chi proviene da Udine e Trieste rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Un secondo incendio sempre questa mattina ha interessato un furgoncino tra Gradisca e Villesse sulla A34. Anche qui il traffico è andato in tilt per diverse ore con chilometri di coda. Ed è il via questa mattina i lavori per eliminare semaforo e passaggio pedonale davanti all'aeroporto Canova, un cantiere che durerà fino a fine mese per migliorare il traffico lungo la Noalese. Perché hai scelto il passaggio pedonale e non quello sopraelevato? Scusami, devo passare. Ma perché hai scelto questa strada e non quell'altra? Questa qua possiamo utilizzarla tutti. Era decisamente più semplice e intuitivo da utilizzare rispetto alla passerella sopraelevata, ma anche più pericoloso e ostacolava lo scorrere del traffico. Era perché ora sono iniziati i lavori di eliminazione del semaforo e il relativo passaggio pedonale sulla Noalese davanti all'aeroporto Canova. Più di qualcuno dirà era ora, considerando che da dicembre è percorribile la sopraelevazione costruita e pagata da Save Air 3, però finora poco utilizzata perché decisamente più macchinosa da prendere rispetto al transito sulle strisce. Veloce per pedoni e passeggeri, ma ostacolo per auto, camion e bus lungo un asse fondamentale come la storica strada tra Treviso verso Noale e Padova, tra l'altro una delle più trafficate della Marca. Primo giorno di lavori con gran da fare per l'infaticabile vicecomandante della Polizia Locale di Treviso Giuliana Dal Pozzo, sul campo con operai del comune e tecnici della MOM per ridefinire piazzoli di sosta e segnaletica orizzontale per le inevitabili deviazioni. Un intervento progettato e seguito in prima persona dall'assessore ai lavori pubblici. È una messa in sicurezza e una riorganizzazione funzionale della viabilità antistante l'aeroporto. Il passaggio pedonale lì non ci sarà più. È stato soppresso e viene fatto proprio vicino alla lì con semaforo. Questo per garantire a cittadini e residenti di poter comunque usufruire di un passaggio a raso, ma decisamente meno invitante per chi invece entra o esce dall'aeroporto, con tanto di diversificazione dei percorsi. Previste anche nuove piazzole di fermata per i bus. Un intervento complessivo da 80.000 euro, con pochi disagi previsti per chi utilizza la Noalese. Un cantiere che durerà quanto? Durerà fino a fine giugno. Non ci sono problemi legati alla viabilità perché non viene modificata, quindi lavoriamo ai bordi con piccoli restringimenti parziali puntuali.
Nuovi temporali in arrivo, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idraulica gialla nella zona occidentale della regione, la provincia di Verona e la zona al confine tra Verona e Rovigo. Il sorvegliato speciale l'Adige, lo stato di attenzione è scattato nel pomeriggio di oggi e sarà valido fino alle 14 di domani. Le precipitazioni riguarderanno principalmente le zone montane, ma probabili temporali si abbatteranno anche sul Trevigiano e zone limitrofe. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi. E cambiamo argomento, sarà un fine settimana importante per la Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Da giovedì a sabato in città, ma anche a Verona e a Venezia, ci saranno tutta una serie di iniziative legate al progetto Generazione 2026 che da 4 anni cerca di avvicinare i giovani allo sport. Quella scuola specifica, l'80% dei giovani risulta far sport un'ora a settimana, che tendenzialmente è l'ora di educazione fisica. Un po' pochino, abbiamo visto che in questi casi anche i genitori di questi ragazzi non fanno sport. Si dice il peccato ma non il peccatore, anche se di Treviso la scuola in questione è presa a campione per capire il rapporto dei giovani con lo sport e avvicinarli alle discipline agonistiche, educative e formative per gli uomini e le donne di domani è lo scopo di Generazione 2026, iniziativa della Camera di Commercio di Treviso e Belluno in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina del prossimo anno, iniziativa giunta alla 4ª edizione. Perché sta nella Camera di Commercio promuovere non solo l'economia ma anche la cultura dell'economia, e si parte da dove? Bisogna partire dai giovani, dai ragazzi. Cosa c'è dietro lo sport? C'è la cultura della produzione. Treviso con lo Sport System direi che è una delle capitali. Economia che cresce se crescono i cittadini e lo sport è un'ottima scuola di vita. Perché i giovani hanno diritto alla pratica sportiva, lo sport sociale, lo sport per tutti, lo sport formativo, lo sport che aiuta allevia il disagio sociale. Una risposta quindi anche alla violenza giovanile e alle baby gang. Contrastiamo quello con cui oggi dobbiamo confrontarci maggiormente in tutte le città italiane, il problema del disagio giovanile, che molto spesso crea insicurezza nei giovani e devianza sino alle volte a comportamenti criminali. Oltre 40.000 i giovani che hanno partecipato alle 4 edizioni, più di 12.000 solo in quest'ultima, e tutti da 38 scuole, in concorso con attività motorie ma anche contributi grafici, video e coreografie atletiche di gruppo che verranno premiate giovedì pomeriggio al Teatro del Monaco, primo di una 3 giorni tra Marche, Veneziano e Verona. Sport da promuovere per migliorare l'apprendimento. È scientificamente provato che i migliori atleti riescono nella scuola con dei risultati eccellenti in tutte le materie. Un progetto Generazione 2026 che ha già raggiunto un importante obiettivo. Attività come queste di coinvolgimento servono? Assolutamente sì, perché i ragazzi chiedono, hanno proprio voglia di fare sempre di più nel mondo dello sport. Ha superato le 15.000 firme la petizione per intitolare a Tina Anselmi il nuovo ospedale di Padova Est, un'iniziativa nata da una singola cittadina. Verranno presentate a Palazzo Moroni le firme delle 2 petizioni che vorrebbero intitolato il nuovo polo ospedaliero di Padova Est a Tina Anselmi, la politica veneta che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. È nato dall'idea, secondo me, e credo condivisa anche da Angela Montemurro, qui presente, che come me ha raccolto delle firme, dalla volontà che per le ragazze, soprattutto per i giovani, le ragazze e i ragazzi, vi siano dei nomi di riferimento importanti che hanno contribuito a rendere migliore questo Paese. E il nuovo ospedale, essendo Tina Anselmi considerata la madre della sanità pubblica, ci è sembrato il nome più giusto, più opportuno, più aderente a questo valore. Una partecipazione numerosa nel nome di Tina Anselmi, più di 15.000 le persone che l'hanno sottoscritta, un risultato che si affianca ad un'altra raccolta firme per intitolare l'ospedale, quella per padre Leopoldo Mandic. Sarebbe un importante passo in avanti, sappiamo che ci sono molte opzioni sul campo e sappiamo anche che l'ultimo referente a dover decidere è la Regione Veneto. Tuttavia siamo ancora una volta orgogliosi come città di Padova che la città
cittadinanza per prima si sia mobilitata per richiedere l'intitolazione a una figura così importante quale quella di Tina Anselmi. Protagonista della vita repubblicana del paese, prima partigiana, poi prima ministra donna della Repubblica, Tina Anselmi ha svolto un lavoro fondamentale per la sanità come la conosciamo oggi. Ne ha fatto e ha firmato lei la riforma della salute nel 1978, che ha preso avvio dal 1 gennaio 1980, e dopo questi 45 anni noi abbiamo visto che la sanità non è proprio, diciamo, a servizio di tutti i cittadini, lo proviamo su di noi tutti i giorni, le difficoltà per accedere alla sanità. Sarà un polo ospedaliero italiano, padovano, perché è sul territorio di Padova, regionale ma anche italiano, e ci sembra giusto che proprio sia lei il nome da dare a questo ospedale, proprio ha dedicato la sua vita all'intera collettività e anche a dare attuazione alla Costituzione. Grande festa oggi a Spercenigo di San Biagio di Callalta per i 100 anni di Maria Bottan. Nel bar centrale della frazione una cinquantina di persone tra familiari e amici si sono ritrovati per festeggiare il secolo di vita della signora Maria. A portare gli auguri dell'intera comunità la sindaca Valentina Pillone e l'assessore Alessia Zanetti. Maria Bottan, 3 figli, 6 nipoti ed altrettanti pronipoti, è molto nota nella frazione per aver lavorato 20 anni al bar sport e per il suo impegno come cuoca alla sagra di Spercenigo. E grande festa oggi anche al centro parrocchiale di Biancade di Roncade per i 100 anni di Noemi De Marchi, una signora ancora in ottima forma che ha festeggiato il secolo di vita, circondata dall'affetto dei familiari con figli e nipoti, oltre a tanti amici e parenti. A portarle un mazzo di fiori anche il sindaco Marco Donadelle. A chi le chiede il segreto della longevità, nonna Noemi risponde: restare sempre impegnata ed informata sull'attualità, ed infatti la signora è un'affezionata telespettatrice di Antenna 3. A fare gli auguri a nonna Noemi con anche il re Carlo d'Inghilterra, al quale le nipoti avevano scritto, in quanto la nonna in giovane età era emigrata in Galles, restando affascinata dalla casa reale e dal paese che l'aveva accolta, e l'ufficio cerimoniale della Royal Family ha risposto con un messaggio di auguri. Ed ora cambiamo argomento. Le giovanissime calciatrici del Treviso Women sotto i riflettori nazionali, le under 12 e 15, hanno brillato al trofeo di Macerata contro compagini blasonate. Vai Viola! Si sono confrontate con squadre del calibro di Inter, Roma, Atalanta, Sassuolo, e se l'Under 15 è arrivata agli ottavi di finale, l'Under 12 è riuscita a disputare la semifinale proprio con la Roma, che alla fine si è aggiudicata il torneo. È una piccola grande impresa quella compiuta dalle ragazze del Treviso Woman di calcio al trofeo nazionale Riviera Conero Cup, organizzata dalla società maceratese. Il Treviso Woman, società presieduta da Salvatore Ferla, è l'unica realtà di calcio dilettantistico esclusivamente femminile di Treviso. Si allena a Santa Maria del Rovere, alle Acquette, e accoglie aspiranti calciatrici dai 5 anni in su. Al torneo di Macerata, che ha riunito oltre 20 squadre da tutta Italia, si sono presentate con le rose più giovani. L'Under 15, allenata da Massimiliano De Silvestro, ha dovuto cedere ai rigori al Sassuolo, piazzandosi comunque tra le prime 10. L'Under 12, guidata da Tommaso Cavasin, sembrava inarrestabile e per un soffio non è salita sul podio. Quarta su 18 squadre. 2 serbatoi di giovanissimi talenti che si sono messi in mostra a livello nazionale e che per il futuro promettono di riservare altre grandi soddisfazioni. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In apertura la cronaca, 15 ispezioni igienico-sanitarie e 7 casi di irregolarità, 6 a Belluno e 1 a Feltre. Il bilancio dell'attività svolta dai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Treviso nei centri estetici della provincia. 10.000 euro l'ammontare delle sanzioni elevate per mancata presentazione della regolare documentazione amministrativa dei locali, delle attrezzature in uso e delle attestazioni professionali delle operatrici del settore. I carabinieri del NAS hanno inviato le segnalazioni per accertamento agli uffici comunali. Altre violazioni amministrative accertate potranno essere sanzionate dalle autorità amministrative locali.
Dal Brasile minacce anche di morte al sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin per la sua battaglia contro il rilascio della cittadinanza iure sanguinis. Il momento è decisamente delicato. Camillo De Pellegrin sceglie il silenzio, ma si dice pronto a denunciare di nuovo a carabinieri e polizia gli autori delle reiterate minacce, anche di morte, ricevute per iscritto e via social dal Brasile, stato da cui ha avuto prevalentemente origine il business della cittadinanza iure sanguinis, che negli ultimi anni ha paralizzato l'ufficio anagrafe di Val di Zoldo, come pure quello di altre centinaia di migliaia di comuni italiani. Il primo cittadino è finito nel mirino di ignoti dopo aver denunciato pubblicamente abusi nella concessione della cittadinanza italiana iure sanguinis, cioè per discendenza. Sei un uomo morto è stato scritto al primo cittadino, apostrofato anche come fascista, specie dopo il varo del decreto Tajani di cui De Pellegrin è stato ispiratore, che ha ristretto il diritto alla cittadinanza, ora subordinato alla dimostrazione della nascita di almeno un nonno in Italia. Camillo De Pellegrin non si è mai fatto intimidire, deciso a difendere la legalità, anche se questa ultimamente gli sta comportando presunti rischi alla sua persona. La comunità locale si è stretta attorno al primo cittadino di Val di Zoldo, mentre la vicenda accende i riflettori su un fenomeno diffuso, specie nei piccoli comuni italiani, spesso scelti da agenzie specializzate proprio per la possibilità di avviare le pratiche in modo rapido. 79esimo anniversario della festa della Repubblica. Ieri in città in migliaia hanno assistito alle cerimonie organizzate con il coordinamento della prefettura di Belluno. È stato il momento più atteso, tutti con il naso all'insù, sguardo rivolto verso la torre dell'orologio di Palazzo dei Rettori, avvolto dal grande tricolore issato dai vigili del fuoco della squadra speleo alpino fluviale sulle note dell'inno nazionale. 2 giugno, 79esimo anniversario della Repubblica, sancita con referendum istituzionale nel 1946. A Belluno la ricorrenza, proclamata festa nel 1948, ha riunito in centro autorità civili e militari, studenti e molti cittadini. In Piazza Duomo hanno attirato attenzione i mezzi delle forze dell'ordine esposti al pubblico, una vera e propria festa per i bambini. Ad allietare la mattinata i musicisti della Filarmonica di Belluno 1867 che hanno scandito i momenti più salienti della cerimonia. Grande finale con gli scatti di rigore delle autorità ai piedi della gigantesca bandiera italiana, adottata ufficialmente il 7 gennaio 1797. Io ora vi lascio alla sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.